Politiche più efficaci, pianificazione e scelte per comprendere come la crisi e il cambiamento climatico stanno contribuendo a riposizionare i territori montani. Sono queste le chiavi di volta attorno a cui ruota la sfida epocale se vogliamo continuare a vivere e a lavorare nelle terre alte, afferma Confindustria Belluno Dolomiti, che nel capoluogo ha riunito i massimi esperti nazionali di clima e sviluppo montano per un confronto su impatto e opportunità che il cambiamento climatico genererà a livello territoriale. Bisogna fare una rivoluzione innanzitutto di strategia, di visione, poi bisogna calarsi in un lavoro più vicino alle comunità e agli enti locali. Passare dalla consapevolezza all'azione, spiega Sabrina Lucatelli, direttrice dell'associazione Riabitare l'Italia, per puntare il faro su quella parte del paese che soffre di particolari difficoltà come l'area montana alpina, ma che al tempo stesso costituisce opportunità di coesione, solidarietà, uguaglianza. 2 giorni di eventi a Villa Doglioni del Mas che mettono sul piatto dati e analisi dello studio condotto dal Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici. Siamo andati a mappare dove è più probabile che nel prossimo futuro si verifichino fenomeni atmosferici eccezionali, e oggi riflettiamo su quelle che possono essere anche le opportunità dei cambiamenti climatici legati proprio al fatto che da qui ai prossimi anni molte parti del pianeta diventeranno semplicemente inabitabili. Peccato, afferma il direttore di Confindustria, che nonostante siano oramai passati anni, nessun sindaco bellunese ci abbia mai chiesto questo studio che evidenzia le vulnerabilità del nostro territorio. Sappiamo che tutti i grandi fondi della finanza ormai si stanno preoccupando delle proiezioni e degli scenari futuri del clima, e questo ovviamente avrà delle incidenze dirette sulla programmazione e sugli investimenti anche delle imprese.